Oh, ed ora dal Teatro dell'Opera di Belgrado una grande artista lirica, un mezzosoprano che si esibisce in tutto il mondo ma che è particolarmente affezionata all'Italia. Infatti la sua prima uscita dalla Jugoslavia è stata per il Teatro alla Scala di Milano con 3 opere, tra le quali la Carmen di Bizet. E proprio dalla Carmen in Abba Nera, accompagnata dalla grande orchestra della Rai diretta da Piero Pintucci, Jadranka Jovanovic. Complimenti, bellissimo. Bellissimo. Sappiamo che Jadranka Jovanovic viene da rappresentazioni lontane. Da dove sta arrivando? Gira il mondo? Sì, appena sono venuta d'America dove ho debuttato, ho cantato la Cenerentola di Rossini, naturalmente con un maestro italiano, Antonio Guadagno, e a Rio de Janeiro dove ho fatto Carmen con un partner dei sogni, Placido Domingo. Jadranka Jovanovic. Arrivederci.